Ciao ragazzi, siamo qua in una bellissima giornata a Milano, siamo in stazione pronti ad andare verso gli studi televisivi di Infront. Siamo carichi al punto giusto e speriamo di far bene. Questa bella giornata ci deve dare gli stimoli giusti per prenderci più punti possibili e creare una buona base per le fasi finali. Adesso facciamo il tampone rapido e poi dopo aspetteremo l'esito. Speriamo che siamo negativi. Teo Hernandez perché è fondamentale sia nel reparto difensivo che nel reparto offensivo. Desai perché in difesa è un colosso, non fa passare niente. Buon gigante Smalling che è la carta appena uscita, infatti ha preso l'upgrade, ovvero ha preso da 88 è passato a 90. E poi abbiamo il mitico Quadrado, Ruud Gullit che fa tutte e due, sia il reparto offensivo che il reparto difensivo, quindi potrebbe essere l'uomo chiave della mia squadra. A destra mettiamo Kulusevski, coppia difensiva tra Combierà e Gullit. Se hai un buon centrocampo hai il 40-50% della partita in mano. A sinistra mettiamo El Shaarawy che è una carta appena uscita praticamente, è molto rapido, ti salta all'uomo, tira a giro. L'attacco non posso anche non spiegarlo. Abbiamo Ronaldo il fenomeno che non lo so come posso descriverlo, e poi Ronaldo Totti che è fondamentalissimo. Sono indeciso tra Ribéry o El Shaarawy. Ribéry perché ha le 5 stelle piede debole, quindi se dovessi tirare col sinistro o col destro è indifferente, però ha meno finalizzazione, quindi El Shaarawy mi può garantire forse quella finalizzazione che manca a Ribéry. Devo provarlo e sicuramente vedremo dopo. Mi sento molto emozionato perché è il mio primo evento, e molto emozionato ma allo stesso tempo sono carico perché non vedo l'ora di mostrare come gioco davanti a praticamente a tutta Italia. È andata bene, abbiamo fatto 2 amichevoli, abbiamo provato le tattiche, dobbiamo sciogliere alcuni dubbi ma siamo pronti, vedo che ci siamo pronti per la competizione. Con mio fratello che non è qui con me per vari motivi, da una parte ci sono rimasto male perché giustamente mi è sempre stato vicino, aiutato, sostenuto, supportato soprattutto, e però dall'altra parte invece mi sento più responsabile a stare da solo e a leggere sicuramente la partita come faceva di solito lui. Allora, iniziamo con l'Udinese alle ore 15:30, a seguire giocheremo subito con l'Hellas Verona e poi con il Crotone. Sarà un girone in cui tutti possono arrivare primi, tutti possono arrivare ultimi, è molto equilibrato e penso che con il giusto lavoro di squadra potremo posizionarci in una buona posizione di classifica. Sembra di essere in campo, tra virgolette, e infatti sono molto emozionato, sì molto bello, fatto come si deve, non me l'aspettavo e speriamo di entrarci subito. È stata un'emozione unica, prima di tutto, perché sì, la prima volta l'abbiamo visto, ma non allestito con le sedie da gamer, col monitor, con la videocamera puntata su di te, quindi è stata un'emozione unica che poteva darti un po' di pressione oppure darti una carica emotiva ancora più alta. A me ha dato personalmente carica emotiva. È importante partire subito col piede giusto e il nostro obiettivo è partire subito e prenderci 3 punti. Non sarà facile perché Riccardo è un giocatore d'esperienza, però possiamo dire la nostra perché anche noi abbiamo da vendere cara la pelle. Personalmente conosco molto bene il giocatore dell'Hellas, un giocatore che è molto bravo davanti, forse ha qualche pecca difensiva, però poi quando sei all'evento penso che quelle pecche difensive verranno un po' a meno, perché comunque la concentrazione è alta, la posta in palio è molto alta e quindi penso che lui sarà anche molto concentrato. Il giocatore del Crotone penso che sarà o Scloppa o Pis. Scloppa è un giocatore anche lui molto bravo davanti, forse ha più lacune difensive rispetto a Dave del Verona, e poi c'è Pis che quest'anno si sta confermando come un gran giocatore e quindi saranno delle belle sfide e, come ho detto al mio compagno, possiamo arrivare tutti primi e possiamo arrivare tutti ultimi, un girone equilibrato. A fare la differenza sarà la gestione della pressione, la gestione delle partite, non forzare troppo l'azione, cercare il buco giusto al momento giusto, quindi siamo pronti per iniziare. Magari un ritmo basso e così via. Qui intanto Ronaldo, il destro. Sì, dobbiamo resettare, è stato
2 match in cui non ho sfondato offensivamente perché a difesa piazzata non sono riuscito a inventare la giocata per vincere la partita. El Shaarawy, limite dell'area, se ne va. El Shaarawy con il destro. Gol dell'1-1 di Timpeda. Occhio qua con Kulusevski che ce l'ha anche sul sinistro. Kulusevski, tunnel, Kulusevski! Soprattutto nella prima ho più rammarico, nella seconda ha meritato la vittoria, sono onesto con me stesso, ho fatto pochi tiri, lui non ha fatto tante azioni offensive, quando mi sono sbilanciato sì, è stato più bravo, io ho fatto troppo possesso palla sterile, perché comunque tanto possesso palla ma poco a finalizzare, giustamente ha vinto. Sì, giocheremo contro il Crotone e non vedo l'ora di iniziare. Chi vinca migliore. Però il calcio di punizione è per il Sassuolo. Ultima occasione. Smalling, Collet, Kulusevski. Se ne va Kulusevski, vediamo se va per il traversone o va da solo. Palla dentro per Ronaldo, se la porta sul sinistro Ronaldo! E all'ultimo respiro pareggia il Sassuolo con l'ultima occasione. Cristiano Ronaldo, l'uomo della provvidenza, sempre presente dentro l'area. 1-1. Allora, è andata non come ci aspettavamo, abbiamo ancora 3 partite per dire la nostra, possiamo farcela, ci crediamo, prima di tutto ci crediamo. E poi conteranno quei piccoli dettagli che ci sono mancati nelle partite precedenti e ora aspetta a noi ribaltare i pronostici, perché ora siamo sicuramente senza pensieri perché non abbiamo più nulla da perdere e quindi andiamo a prenderci quello che ci eravamo minimamente prefissati. Ora Ronaldo riceve, segna subito la formazione nero-verde. Abbiamo giocato bene, secondo me meritavamo più punti perché siamo stati sfortunati di nuovo su un rigore dubbio e poi gli episodi fanno la differenza, perché se andiamo sopra 1-0 con l'Udinese poi magari portiamo a casa 3 punti e sono 2 punti in più. Passa tutto da lui, è sempre Ronaldinho che prima ha regalato i 3 punti, però qui Ma attenzione, Ronaldo il fenomeno, Timpeda! Incredibile! La mette all'incrocio, dal nulla, si inventa il gol del 3-3, il Sassuolo è ancora vivo nel girone C, ci pensa Ronaldo il fenomeno. Poi giochiamo con Verona. Dentro il pallone per Ronaldo il fenomeno, CR7 si gira con una magia, nasconde il pallone Cristiano ed esulta Raiola Crew. Meritiamo di vincere, prendiamo di nuovo un punto. Deluso in primis da me stesso, portavo esperienza al team e non l'ho portata poi nel campo. È stato un girone particolare, gli episodi hanno fatto la differenza, però non possiamo attaccarci a quello perché dovevamo essere superiori e non lo siamo stati. Peccato, qualche partita siamo stati sfortunati, la mia contro il Verona, la sua un po' contro l'Udinese. Servirà più che un'impresa, per me non è finita perché comunque poi in un mese possono cambiare le dinamiche del gioco, può cambiare il gioco. Bisogna rimboccarci le maniche e sicuramente cacciare tutta la rabbia e di tutto pur di vincere, almeno per non fare, tra virgolette, brutte figure, come abbiamo fatto oggi. Abbiamo rappresentato i colori nella maniera sbagliata, secondo me. Potevamo sicuramente dare di più. Il calcio spettacolo che ci eravamo prefissati, prima di tutto di far divertire gli altri, è quello che poi ci è mancato. Ultima cosa, sempre forza Sassuolo. Ciao a tutti ragazzi, sono Raiola Crew. Oggi è il 21 aprile e siamo a Milano per arrivare alle Final 8. Giochiamo contro l'Atalanta e siamo partiti dal knockout stage, quindi dal basso perché siamo andati ultimi nel girone e speriamo di arrivare più in alto possibile. Noi ce la metteremo tutta e speriamo. Adesso il prossimo passo è il warm up insieme al mio collega Pietro. Le tattiche, tutte le chicche che abbiamo noi. Ciao ragazzi, stiamo facendo le prove per la prima partita dei Knockout Stage. Sono molto confident oggi, speriamo che si riproduca anche poi nella partita ufficiale. Siamo pronti a dare tutto per questa maglia e portarci a casa, speriamo, il massimo risultato, ma
vogliamo uscire senza rimpianti. Lo vedo molto più fluido il gameplay di oggi. Dal vivo sarà tutto diverso, lì sul palco, intanto perché ci sarà l'ansia che sale, non puoi capire. non si può capire, è come se giocassi un altro gioco, sì. Tieni d'occhio questo gameplay, che stai vedendo bene. E sto provando dei giocatori, per esempio Malquit terzino destro, perché Quadrado difensivamente non è il top. Però non mi convince tanto. Sto provando Maldini, stessa cosa. E sto provando nuove tattiche, sto giocando con Rombo, quindi buono. Io faccio difficoltà con Rombo, infatti si vede. E sì, lo vedo molto confident, soprattutto su questo modulo che sto utilizzando. Intanto subito azione. Subito l'Atalanta prova a rendersi pericolosa, è già cominciato. Spiegava benissimo Marco le doti di finalizzazione degli attaccanti disponibili in questa Serie A Team FIFA 21. Dall'altra parte prova subito a farsi vedere il Sassuolo, Ronaldinho, gran parata con la mano di richiamo, ma c'è Gullit dentro l'area, Gullit! È stata entusiasmante, ecco, in quanto abbiamo giocato a viso aperto tutti e due, quindi è stata una partita bella da vedere. Non avremo il tempo di analizzare praticamente le giocate, perché ancora il Sassuolo prova ad andare in avanti. Cristiano Ronaldo, una finta, pallone per Gullit! Pallone per Gullit! Vamos Gullit! Ed era quella che avevo impostato fin dall'inizio, perché anche parlando prima con Marco gli ho detto io gioco per divertirmi, per far divertire, visto che ai gironi ero stato troppo tattico, ho detto gioco tutto avanti e ha ripagato. Ti esponi a qualcosa dietro, però vediamo, Timpeda ha dimostrato di poter far male in attacco. Attenzione, Ronaldinho trova la magia e non sbaglia. Cristiano Ronaldo chiude tutto Prorop, ma ancora gran recupero. Ronaldinho, Tomori lo chiude e non riesce a uscire. Prorop due volte, Timpeda lo chiude al limite dell'area. Gol! Come Arsenio Lupin, Timpeda vede i gioielli della regina e riesce a rubarli. Ora arriva una partita che è un'andata e ritorno, quindi forse un po' più di tatticismo senza snaturalizzare il mio gioco devo farlo, però secondo me possiamo fare una buona prestazione. Siamo contro un avversario molto esperto che è Diego, quindi servirà ancora qualcosa in più, ma ce la possiamo benissimo giocare. Secondo me per utilizzare il fenomeno devi usarlo da inizio anno, e quindi io con Ronaldinho mi trovo meglio, era più simile a Neymar che uso in FIFA Ultimate Team, e quindi ho scelto di prendere lui, ma secondo me la scelta che ha ripagato è mettere Gullit trequartista, perché poi alla fine la fisicità ha fatto la differenza, e quindi sono contento di riproporre la stessa squadra senza cambiamenti. Difensivamente mi aiuta tanto, perché mi dice sempre di coprire il centro, cosa che io magari alle volte tendo ad alzare molto i centrali, mentre lui mi dice di coprire il centro con i centrocampisti, di toccare pochi difensori, e quello alla fine mi ha aiutato anche in alcune fasi difensive che appunto giocando tanto avanti erano un po' pericolose, e alla fine siamo riusciti a portarci a casa proprio quei risultati che speravamo. Una partita che si è conclusa è stata una partita veritiera, nel senso non a livello di risultato, secondo me è un po' troppo pesante, ma è stata una partita veritiera per quanto riguarda l'esito finale. Lui ha meritato di vincere, è stata una partita in cui non riuscivo a fare il mio gioco super offensivo, lui era molto molto bravo a difendere, quindi poi io mi sono trovato in difficoltà sulla fase offensiva. Sono soddisfatto perché ho giocato molto meglio e molto più sciolto rispetto al girone, quindi questo sicuramente è l'esperienza che farò per i prossimi tornei. Quando sei sul palco ti cadono tutte le certezze che ti sei costruito per mesi di allenamenti, e quando arrivi lì ti sembra di non aver mai preso un pad in mano. Poi man mano prendi sempre più fiducia, infatti anche oggi penso che poi a livello di gioco espresso si è vista la mia maggiore fiducia. Poi incontri gente molto brava, quindi faccio i complimenti a loro. Ho dato tutto quello che potevo dare, e se c'è uno più bravo davanti a me cercheremo di sorpassarlo poi con i mesi a venire.
E da questa Serie A mi porto sicuramente moltissima esperienza, perché comunque è il mio primo anno, e spero di rifarmi il prossimo anno insieme al mio collega Timpeno. Spero prima di tutto che in questa prima edizione vi siete divertiti, sicuramente per quello che ho detto prima, ma porterò una maggiore consapevolezza e quindi sono assolutamente convinto che potremo fare una seconda edizione diversa da questa qua. E quindi vi invito a seguirci sempre di più, ad aiutarci soprattutto a crescere in questo mondo, perché può essere di intrattenimento per voi che state a casa con le famiglie e poi perché comunque la società viene prima di tutto e noi cercheremo di onorarla sempre al meglio.